sono arrivata in una provincia sicuramente complessa, ricca di molte sfaccettature, ricca economicamente, quindi che richiederà un'attenzione di prevenzione e repressione attente. Manuela De Bernardin Stadoan, prima donna chiamata a reggere la questura di Treviso, si è insediata oggi. Già questore di Udine, è stata vicario a Pordenone ed ha diretto per 4 anni il compartimento della Polfer del Veneto. Bellunese d'origine proprio a Belluno, ha iniziato la carriera dove ha diretto la divisione di polizia amministrativa e la squadra mobile, per poi passare al commissariato di Cortina d'Ampezzo. Ha prestato servizio anche a Venezia, dove ha diretto la divisione anticrimine. Una provincia, quella di Treviso, ha detto il nuovo questore, dove non c'è un tessuto sociale degradato, ma poiché tutto può accadere dappertutto, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte. Quindi un cittadino, una persona consapevole si può difendere meglio, almeno come primo livello, dagli attacchi alla sua sicurezza. E poi c'è il nostro lavoro, che è quello di garantire la sicurezza con gli strumenti che abbiamo. Approccio globale anche per il fenomeno in aumento della violenza giovanile. Un approccio sicuramente globale che deve essere integrato con interventi di altre istituzioni, perché i giovani vanno formati, ma vanno istruiti, vanno seguiti anche dal punto di vista non solo penale o dei comportamenti illeciti. Ognuno deve fare la sua parte, noi faremo la nostra. Il primo incontro con la stampa, il nuovo questore l'ha voluto concludere con un pensiero al giornalista Omar Monestier, scomparso improvvisamente la notte scorsa. Eravamo giovani a Belluno, l'ho ritrovato a Pordenone, l'ho ritrovato a Udine e ecco, l'intenzione, l'ho saputo stamattina, insomma, l'intenzione di iniziare questo incontro con lui con questo ricordo.